Oltre appunto 250 buyers provenienti da 56 paesi diversi, quindi quest'anno abbiamo gente che viene un po' da tutto il mondo, quindi 10 paesi in più rispetto all'anno scorso. Numeri importanti, una stagione che anche quest'anno è in crescita, una leggera crescita, ma teniamo conto che veniamo da 5 anni in Veneto di crescita costante. Numeri da record per la 18ª edizione di Buy Veneto, il workshop internazionale del turismo della nostra regione, apertosi a Laguna Palace di Mestre. Più arrivi, ma meno presenze, questo perché è cambiato modo di fare turismo. Noi dobbiamo sempre dire grazie ai nostri operatori, che sono i primi che con la valigetta in mano vengono qua al Buy Veneto a vendere il loro prodotto. Un turismo che effettivamente non è più lungo, non stanno più settimane o 10 giorni, è breve, a volte anche addirittura un weekend, in particolare quello italiano, cioè quello domestico. Però anche gli stranieri ultimamente tendono a fare più vacanze ma di breve termine, e quindi su questo ci stiamo anche adeguando. L'idea è quella di creare Buy Veneto specifici dedicati alle tematiche dei singoli comprensori, come è stato fatto quest'anno per la montagna. Una montagna che dopo essere stata duramente colpita a quasi un anno di distanza è rinata. Sono stati fatti anche grandi interventi di valorizzazione, tra l'altro il fatto di ripristinare, di mettere a posto anche dal punto di vista infrastrutturale le nostre strade, gli acquedotti e quant'altro ci ha portato anche a fare degli investimenti che li vediamo anche in lato turistico. Penso per esempio al lago di Alleghe, che lo stiamo risvuotando, in sostanza togliere tutti i detriti, rifare le piste ciclabili attorno, oppure insomma i serai di Sottoguda che sono rifatti completamente, quindi diciamo che prendiamo il bicchiere mezzo pieno e questa disavventura che abbiamo avuto con l'uragano Vaia si trasforma in 300 milioni di euro di investimenti nella montagna che porteranno benessere anche al turismo.